Ma se siamo tutti responsabili, mascherina e distanza, ci sta. Va bene? Con prudenza, senz'altro. Con prudenza. Altrimenti ritorniamo a capo. Prudenza, però un sollievo psicologico, poi attenzione quanto prima, niente di più. C'è sollievo tra i padovani alla notizia del passaggio della regione in zona gialla. Da lunedì, infatti, si allenteranno le restrizioni che hanno caratterizzato la vita di tutti noi da oltre un mese. Saranno consentiti gli spostamenti tra comuni senza la necessità di esibire autocertificazioni. I bar e i ristoranti potranno tornare a servire i loro clienti, anche se solo fino alle 18. È un anno che io non esco, nel senso che vado solo al lavoro. Però per il bene comune si fa. Questi alti e bassi siano più o meno necessari e adesso si spera che si sia sulla strada buona per lentamente riprendere quell'attività anche di ristorazione. Il problema è che sicuramente se liberavano domenica tutti sarebbero stati in piazza e quindi sicuramente i contagi sarebbero andati peggio. La situazione è in miglioramento, c'è ottimismo, ma in molti vedono nel vaccino l'unica soluzione per uscire dall'emergenza. Possiamo muoverci un po' di più, dai. Tutto lì, ma però bisogna stare attenti, è sempre lo stesso, io aspetto il 15 di febbraio perché gli ultraottantenni fanno la puntura e io ci sono dentro. Spero che me la facciano presto.